la Premier è determinata a ripartire, mentre si lavora su un protocollo che prevede porte chiuse, tamponi e una ripresa degli allenamenti. I vertici del massimo campionato britannico stanno pensando anche a soluzioni creative per permettere un ritorno in campo quasi senza rischi e accessibile a tutti. Tra le ipotesi più curiose, stando a quanto riferito dal tabloid inglese The Sun, ci sarebbe la possibilità di far vedere le partite su YouTube, oltre che su altre piattaforme già detentrici di diritti, tra cui Sky Sports e BT Sports. Un'altra idea, questa volta riferita dall'amministratore delegato della PFA Gordon Taylor alla BBC, è quella di ridurre i minuti di gioco. I match in questo modo potrebbero non durare più 45 minuti a tempo. Il Brescia prosegue con le visite mediche per la ripresa degli allenamenti. Spicca però l'assenza di Mario Balotelli. Nonostante il centravanti ex Inter e Milan abbia trascorso la quarantena a Brescia, non si è ancora presentato ai test medici. Nel frattempo il suo agente Mino Raiola ha stemperato su Twitter le dure accuse rivolte a Mario dal presidente del Brescia Cellino. Ho sentito personalmente il presidente, ha chiarito che la frase su Balotelli era una critica alla gestione fatta dal club, non alla famiglia. Cellino ha risposto: le parole vanno sempre lette nel contesto, nessuna polemica, prendere frasi fuori dal contesto genera solo fake news. Fabian Ruiz potrebbe essere tra gli indiscussi protagonisti della prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista del Napoli ha stregato Real Madrid e Barcellona. Proprio quest'ultimi sembrerebbero essere i primi nella corsa al giovane talento spagnolo, anche grazie alla presenza del tecnico Setien, che ai tempi del Betis era stato quello ad aver lanciato Ruiz nel grande calcio. Per ora il club partenopeo non sembra intenzionato a lasciar partire il giocatore, ma secondo Mundo Deportivo avrebbe comunque fissato il prezzo del suo cartellino, 60 milioni di euro. La cifra è notevole e le squadre interessate sono tra le più influenti a livello europeo e mondiale. Forse De Laurentiis spera in un'asta al rialzo. La Lega Serie A non smentisce la notizia. Potrebbe arrivare un'offerta da un fondo di investimento inglese e si tratterebbe di numeri da capogiro. Il Sole 24 Ore, testata che ha diffuso la notizia, parla di cifre a 9 zeri, un impiego di risorse che oscilla tra gli 1,8 e i 2,2 miliardi di euro. Il possibile investitore è il fondo di private equity inglese CVC Capital Partners, che sarebbe interessato ad entrare nel mercato dei diritti TV del campionato della massima serie italiana. Se l'affare si concludesse, ne risulterebbe un accordo decennale che garantirebbe alla Serie A un business che, soprattutto in questo momento, deve fare i conti con importanti difficoltà economiche, un flusso di capitali costante che potrebbe dare davvero una mano al nostro campionato.